il ricordo che Nicola ha lasciato è un ricordo molto positivo e molto buono. Del resto lui, per quello che ho potuto conoscere, era una persona buona e positiva, intelligente, che appunto voleva cercare e capire cosa stava attorno a lui e anche cosa stava dentro di lui. Quindi questa morte è stata davvero un fulmine a ciel sereno per tanti. Anche l'ex parroco di Marghera, Don Biancafiore, è rimasto scosso come gran parte della comunità alla notizia della morte di Nicola Simion, il trentenne che ha perso la vita durante un'escursione sul monte Chiampona a Gemona del Friuli, dove viveva da qualche settimana per uno stage in un'azienda che si occupa di arredamenti. Giovane architetto, Nicola, originario di Marghera, si era laureato allo IUAV e poi all'Università di Torino. Un giovane brillante, intelligente, un giovane che poi alla fine era alla ricerca di qualcosa, di qualcuno. Certamente non posso dire che fosse un fervente credente e praticante, perché farei torto alla sua memoria, però posso dire che era sicuramente una persona, un giovane che stava cercando il senso delle cose, della vita, e lo cercava sia attraverso il suo impegno di studio, di lavoro, che anche attraverso la ricerca, credo, di una spiritualità che fosse confacente alla sua persona. Nicola era partito lunedì per un'escursione. Il suo corpo è stato trovato dagli uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco presenti a bordo dell'elicottero del 115 martedì pomeriggio.